Noi siamo stati incaricati dal Comune di preparare Natale in Laguna con i Fassones, quindi oltre a noi ci sarà l'associazione Fassones che preparerà dei presepi e farà delle dimostrazioni nelle scuole per valorizzare la regata e far conoscere ai bambini la regata. Però tutta l'organizzazione è affidata alla Proloco, sono io che non sto dormendo più, è un mese che sto girando avanti e indietro. Però a parte gli espositori, che io non so quanti saranno perché l'ha gestito il Comune, noi ringraziando Dio e alla Prologo, agli amici che ci hanno grossiste tipo Ittica Eden di Santa Giusta che ci ha prodotti, noi siamo riusciti ad avere finalmente prodotti del nostro stagno. Quindi noi inizieremo sabato alle ore 13 degustazione di pasta con le cozze, quindi cozze allevate nel Golfo di Oristano, pasta prodotta da Cellino sempre a Santa Giusta. La sera alle 19:30 ci sarà finalmente una degustazione di anguille arroste, anguille pescate nel nostro stagno, cosa mai successa, sono 20 anni che cerchiamo di fare una degustazione, non siamo mai riusciti a farlo, quest'anno la faremo, e tutte degustazioni gratuite, senza pagamento. Il club poi ci sarà ancora la domenica alle ore 13, faremo pasta con la botarga prodotta dalla Ittica Eden, sempre di Santa Giusta, sempre a titolo gratuito. Alle 19:30, per la prima volta mai fatto in 43 anni di regata, faremo una degustazione di mucina a Samerca, cosa che vogliamo valorizzare, perché finalmente dobbiamo farla conoscere. Sì, ci sarà la possibilità di dare 200-300 porzioni, non di più, però speriamo che ne vengano di più, è tutto a titolo gratuito. Poi, siccome non c'entravano nel budget, la Proloco darà anche un panino e un bicchiere di vino.